Incontro tra Stato e Regioni, sul tavolo la ripartenza fissata al 26 aprile, restano i nodi che il CTS dovrà sciogliere sugli spostamenti tra territori e poi il coprifuoco. Ok dell'Eman al vaccino monodose Johnson & Johnson, 3.550 le dosi destinate al Friuli Venezia Giulia ferme a Pratica di Mare, arriveranno in regione. Per tutto il 2021 aree e spazi pubblici saranno in gestione gratuita alle attività cittadine, lo ha deciso la Giunta del Comune di Udine per aiutare le categorie economiche in vista del passaggio in zona gialla. Garantire soprattutto nei piccoli paesi un salario minimo per le microimprese del commercio e della ristorazione lo propone Alberto Marchiori di Ascom Pordenone, altrimenti dice si rischiano tanti funerali aziendali. Vigilia di partita per l'Udinese che domani sera affronterà il Cagliari di Semplici con De Paul squalificato, il centro della squadra sarà Roberto Pereira. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. In apertura il vertice tra governo e regioni con al centro il prossimo decreto che andrà a regolamentare la ripartenza fissata per il 26 aprile per i territori che saranno in zona gialla. Resta da superare il nodo legato al coprifuoco e poi anche quello del trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda il turismo si dovrebbe ripartire con le regole del 2020. In attesa del Consiglio dei Ministri previsto tra mercoledì e giovedì con il varo del nuovo decreto, nel pomeriggio è programmato un nuovo vertice tra governo e regioni che sarà preceduto dalla riunione del Comitato Tecnico Scientifico chiamato ad esprimere il proprio parere sul piano delle riaperture graduali presentato dal Premier Mario Draghi. Un appuntamento, quello del 26 aprile, al quale il Friuli Venezia Giulia spera di presentarsi in fascia gialla. Tra i temi del confronto, fissato alle 17 tra governo e regioni, c'è quello degli spostamenti tra territori. Tra regioni in zona rossa e arancione, fino al 26 aprile, sarà sufficiente un'autocertificazione che attesti di essersi sottoposti a vaccino, di essere guariti dal Covid o di essere risultati negativi ad un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Sul fronte delle riaperture, più regioni chiedono di posticipare alle 23 l'inizio del coprifuoco e di anticipare al 15 maggio la riapertura dei ristoranti al chiuso. Al centro del dibattito ci sarà anche la scuola. La scelta di tornare in presenza al 100% dal 26 aprile, che vede quale primo sostenitore il presidente del Consiglio Draghi, trova resistenze. Mezzi di trasporto e orari di ingresso scaglionati negli istituti sono le principali questioni da affrontare. Resta da capire, ad esempio, se la capienza massima consentita nei mezzi sarà del 50%. Il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha detto che c'è disponibilità a discutere e trovare soluzioni, sottolineando però che ci sono limiti fisici come la disponibilità dei mezzi che non si possono superare. Fedriga si è espresso positivamente anche sulla possibilità di introdurre a scuola i test salivari, non invasivi e che non prevedono l'impiego di personale sanitario. C'è un altro tema attorno al quale si dibatte che è quello della scuola, in particolare il ritorno alla didattica in presenza al 100% proprio a partire dal 26 aprile. Secondo la Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, Teresa Tassan Viol, si tratta di un obiettivo difficilmente realizzabile, meglio puntare, dice, al 75%. Scuola superiore in presenza al 100% dalla prossima settimana, un annuncio difficile da mettere in pratica. È il giudizio di Teresa Tassanviol, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, in merito all'intenzione del governo di garantire ai ragazzi delle secondarie di secondo grado tutte le lezioni in aula a partire dal 26 aprile. Il problema non riguarda tanto la gestione degli istituti quanto ciò che accade fuori, principalmente nel trasporto. La traduzione pratica di questo annuncio credo che sia accolta con
alcune perplessità e che francamente risulti di difficile realizzazione, non per un problema che risieda nelle scuole, perché le scuole sono organizzate, dipende purtroppo dalle condizioni esterne, sostanzialmente il sistema dei trasporti. Per Tassanviol sarebbe di più facile realizzazione una scuola in presenza al 75%, come pianificato quest'inverno con i prefetti. E i tavoli dei prefetti che sono stati organizzati tra Natale e il mese di gennaio ha già individuato delle soluzioni che consentono la presenza a scuola fino al 75% dei ragazzi. Ecco, noi consideriamo che questa percentuale sia compatibile con le esigenze attuali, sia in relazione al diritto allo studio dei ragazzi e sia anche in relazione al diritto alla salute di tutti. In gioco ci sono gli esami di terza media e di maturità. Il timore è anche che si possa scatenare un'ulteriore ondata di contagi che metterebbe a rischio anche la possibilità di effettuare gli esami sia del primo che del secondo ciclo in presenza. Alle scuole, agli studenti, ma anche ai ristoratori ha pensato il Comune di Udine con alcune misure messe in campo proprio per favorire la ripartenza e il ritorno alla normalità contro la pandemia. Vediamo. Meno entrate per 170.000 euro. Il Comune di Udine rinuncia alla somma che avrebbe incassato nel 2021 per l'occupazione del suolo pubblico. Gli spazi saranno concessi in maniera gratuita a commercianti ed esercenti per agevolare la riapertura e il loro rilancio con servizi e attività all'aperto. Ci saranno finalmente queste agognate riaperture, quindi dalla pizza al taglio al bar, al ristorante, all'ambulante, a chi organizza spettacoli viaggianti, alle associazioni che vogliono organizzare un'attività culturale, ricreativa, sportiva. Tutte queste categorie non pagheranno appunto il canone di occupazione del suolo pubblico nel corso del 2021. Per quanto riguarda il canone in generale, abbiamo pensato invece di introdurre una misura, diciamo, tra virgolette, di sollievo, di parziale sollievo, ovvero di differire il termine di pagamento quest'anno, che di solito è fissato entro il 31 marzo, quest'anno l'abbiamo differito al 30 di settembre del 2021. Il Comune aiuta anche le scuole, è stata data in concessione infatti un'area per la realizzazione di un edificio a uso educativo nella zona di centro studi dell'ente decentramento regionale e oggi è stato approvato lo schema di contratto. Un salario minimo garantito per evitare funerali aziendali, così Alberto Marchiori, presidente di Ascom Confcommercio Pordenone, che appunto avanza una proposta per aiutare le attività soprattutto nei piccoli paesi. Senza riaperture, seppur in sicurezza, sul territorio si celebreranno tanti funerali aziendali. Lo afferma il presidente di Ascom Confcommercio Pordenone, Alberto Marchiori, commentando la situazione del commercio e della ristorazione, settore nel quale le tensioni stanno crescendo. La gente ha paura di uscire, non spende, è depressa perché c'è una depressione, potremmo definire sociale, dovuta a questo virus, ma soprattutto anche a dei provvedimenti che il più delle volte non sono razionali. Noi qui, con queste chiusure, stiamo aumentando il numero delle aziende defunte, perché questo territorio celebrerà tanti funerali aziendali. C'è bisogno di risposte perché la tensione è molto alta. La crisi colpisce in modo particolare gli esercizi commerciali e i locali nei paesi più piccoli e delle zone montane, che in questi mesi di pandemia hanno svolto una funzione sociale importantissima. Per loro Marchiori auspica una sorta di salario minimo. In queste realtà andrebbero fatte delle defiscalizzazioni totali nei confronti di queste imprese, valutate anche delle ulteriori agevolazioni sul territorio, abbattimento degli affitti o immobili dati in comodato. Io questa domanda l'ho posta a Schmidt, commissario europeo agli affari sociali, perché a fronte del salario minimo garantito, che è sacrosanto, i nostri imprenditori, le nostre microimprese, che potrei definire dipendenti precarie della società, per loro cos'è previsto? Bonus partite IVA, arrivano gli accrediti, ma le categorie economiche segnalano come si tratti di una piccolissima iniezione di liquidità che tra l'altro rischia di sparire tra debiti e pagamenti ai fornitori prima ancora di arrivare nelle tasche dei diretti interessati.
Un aiuto che rischia di sparire ancor prima di arrivare nelle tasche dei professionisti. È questo il pensiero delle categorie economiche sul bonus partita IVA, i soldi erogati dal governo in aiuto dei liberi professionisti. Moltissimi lo hanno richiesto, commenta il presidente di Confartigianato FVG Graziano Tilatti, ma per dare un aiuto tangibile sarebbe stato necessario qualcosa di più. In particolare sarebbe necessario un piano articolato che permetta ai professionisti di superare debiti e pagamenti dei fornitori e arrivare finalmente a una programmazione che vada al di là di qualche giorno. Speravamo in un piano di finanziamenti agevolati, magari mirati per pagare materie prime e stipendi dei dipendenti, ma così non è stato. Si tratta di un aiuto utile, certamente, conclude Tilatti, ma non è sufficiente. Dello stesso avviso anche Alessandro Tollon, vicepresidente di Confcommercio Udine. Le attività hanno ricevuto in media 3.700 euro, del tutto insufficienti a ripianare i costi di mesi e mesi senza fatturato. In più diverse realtà economiche si sono viste negare il ristoro per 1 o 2 punti percentuali sul mancato fatturato rispetto agli anni scorsi. Sarebbe stato meglio, più che una serie di ristori a spot, prosegue Tollon, un ragionamento sul credito d'imposta, in particolare sugli affitti, in modo che i commercianti possano cominciare a programmare da qui a 6 mesi e a ragionare sulla ripartenza invece che essere costretti a sperare sempre in arrivo di un nuovo ristoro per tappare un buco che continua ad allargarsi. È arrivato il via libera da parte dell'EMA per quanto riguarda il vaccino monodose Johnson & Johnson. Non ci sono limitazioni, se dovesse arrivare l'ok anche da parte dell'AIFA, già domani potrebbero arrivare i primi vaccini alle regioni. Sono 184.000 le dosi rimaste bloccate nel lab di Pratica di Mare, 3.550 quelle congelate destinate al Friuli Venezia Giulia. L'EMA libera le 3.550 dosi di vaccino Johnson & Johnson destinate al Friuli Venezia Giulia bloccate in Lazio. Il siero Janssen è considerato sicuro e il rapporto rischi-benefici rimane positivo, anche se sono possibili legami di causa-effetto tra il siero e gli eventi molto rari di trombosi cerebrale che si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni per la maggioranza dei casi nelle donne. Il Comitato per la sicurezza dell'EMA, l'Agenzia Europea per il Farmaco, non impone limitazioni per il vaccino della Johnson & Johnson e conclude che al bugiardino del siero dovrà essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con piastrine basse. Questi eventi per l'EMA vanno elencati come effetti collaterali molto rari del vaccino. Se anche l'AIFA darà il via libera, il commissariato per l'emergenza è pronto a consegnare alle regioni già da domani 184.000 dosi che si trovano a Pratica di Mare dallo scorso 13 aprile, stoccate nei congelatori a meno 20 gradi, in attesa proprio degli accertamenti sulla sicurezza. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, lo scorso 15 aprile avrebbero dovuto arrivare con i furgoni di SDA, il Corriere di Poste Italiane, le prime 3.550 dosi del vaccino monodose Johnson & Johnson. La consegna avviene in collaborazione con l'Esercito italiano. Per il mese di aprile erano previste 400.000 dosi per tutta Italia, che equivalgono a circa 8.000 per il Friuli Venezia Giulia. Per il trimestre invece il piano prevede la consegna di 7 milioni di fiale del vaccino monodose. Sulla possibilità che la consegna alle regioni avvenga già a partire da domani, al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali a Trieste, come conferma il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. 512 infermieri iscritti all'Ordine di Udine si sono già messi a disposizione per effettuare vaccinazioni anti-Covid nel loro tempo libero. Possono garantire 60.000 somministrazioni alla settimana. Reale coinvolgimento importante della nostra professione non c'è mai stato. Allora abbiamo cercato di capire quali sarebbero state le nostre forze in campo da poter mettere a disposizione dell'organizzazione per migliorare la campagna vaccinale in questo momento che è di principale interesse per il cittadino. 512 gli infermieri iscritti all'Ordine di Udine che si sono messi a disposizione per effettuare vaccinazioni anti-Covid possono garantire 60.000 somministrazioni alla settimana. Con questi ritmi in 20 giorni i professionisti friulani potrebbero vaccinare l'intera popolazione della regione. Media di 12 inoculazioni all'ora. Sicuramente i dati che vediamo anche nelle campagne vaccinali che sono già in atto si spingono anche a 15, qualche volta qualcosina di più come numero di somministrazioni.
Se facciamo un puro calcolo sui 512 infermieri che hanno dato una disponibilità media di 8 ore del loro tempo libero moltiplicate per 15, capite bene che le 50-60 mila vaccinazioni a settimana sono un dato facilmente raggiungibile. E c'è un accordo con Confindustria anche per vaccinare in azienda. Ripartire la macchina delle industrie in senso pieno e quindi far ripartire anche un po' l'economia del nostro territorio. E Confindustria ci ha coinvolto per capire quale poteva essere la nostra disponibilità appunto a vaccinare all'interno delle industrie. E quindi questo dato di oggi è sicuramente un dato importante che andrà a contribuire in maniera attiva alla vaccinazione del personale delle industrie del territorio, in questo momento della nostra ex provincia, ma poi vedremo che cosa succederà con gli sviluppi nelle prossime giornate. Partendo dagli obiettivi fissati dalla struttura commissariale, l'organizzazione della campagna vaccinale viene modulata in base ai flussi di consegna delle dosi. Attualmente la macchina organizzativa del Friuli Venezia Giulia sta operando al 60% della sua potenzialità e proprio per questo l'incontro di oggi con le rappresentanze sindacali è stato utile per definire quali sono le posizioni su un tema nel quale il ruolo del personale sanitario gioca un ruolo di primissimo piano. Così il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che appunto oggi ha incontrato le organizzazioni sindacali del comparto del sistema sanitario regionale. Riccardi ha ricordato, l'avevamo detto nei giorni scorsi, come il Friuli Venezia Giulia stia rispettando il target assegnato dal commissario Figliuolo, che per il Friuli Venezia Giulia è di 6.140 vaccinazioni al giorno. Voltiamo pagina e torniamo sul tragico attentato di Viale Ungheria a Udine, che a quasi 23 anni di distanza rappresenta ancora un ricordo molto vivo per i cittadini. Speriamo vengano individuati finalmente i responsabili, dice il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il giorno dopo la notizia della riapertura delle indagini. È stato un fatto veramente gravissimo quello che è accaduto qui a Udine la vigilia di Natale di 22 anni fa. Ora c'è questa notizia interessante, che ci sono delle testimonianze che permettono alla magistratura di riaprire le indagini e quindi di trovare i responsabili di questo gravissimo fatto di cronaca. Speriamo che queste nuove testimonianze permettano di percorrere rapidamente la strada della giustizia e arrivare a identificare e punire coloro che hanno fatto questa strage a Udine. Udine oggi è una città sicura? Beh, sicura nei confronti di questi gravi fatti, però purtroppo in città ci sono ancora fenomeni di delinquenza e speriamo di arginarli, di limitarli, perché estirparli totalmente è difficile, però l'importante è che tutte le forze di polizia, cominciando da quelle che dipendono dal comune, agiamo per dare più sicurezza ai cittadini, perché tutti chiedono sicurezza anche in questi momenti difficili di convivenza dove siamo tutti bloccati e chiusi, però purtroppo ogni tanto avvengono fatti pesanti di cronaca con violenze fra le persone, furti alle abitazioni, alle macchine, spaccio di droga, sono tutte cose che vogliamo eliminare dalla città di Udine. Dopo l'archiviazione della posizione degli 8 ragazzi che hanno indossato le magliette con la scritta Centro Stupri, il Cursal di Lignano chiede i danni. Tra perdite economiche per la chiusura forzata e l'immagine lesa, la richiesta sfiora il €1.000.000. 150.000 euro tra perdite economiche e danno d'immagine. E questa è la cifra che TKKC SRL, la società che controlla la discoteca Cursal di Lignano, chiederà in risarcimento agli 8 ragazzi del Centro Stupri, il gruppo di amici, poco più che ventenni, che il 20 giugno scorso aveva prenotato un tavolo nella discoteca lignanese proprio con la frase shock, pochi giorni dopo aver sfoggiato con orgoglio le magliette incriminate a una festa di compleanno. Una vicenda che aveva fatto scalpore, tanto da rimbalzare sul web in tutta Italia e anche in Europa. La Procura di Udine, titolare delle indagini aperte all'indomani dell'accaduto, ha chiesto l'archiviazione del procedimento, ma se la vicenda penale finisce qui, così non è per quella civile.
I contatti che sono stati individuati da quella che noi abbiamo definito pandemia mediatica, ovvero sia questo rimbalzo di informazioni in cui venivano associate un messaggio che noi conosciamo unitamente a un marchio di una nota discoteca, sono stati oltre 20 milioni. Quindi evidentemente abbiamo ritenuto, ma non siamo i soli a ritenerlo, che questa vicenda abbia provocato dei danni. Affideremo la valutazione al tribunale competente, al giudice competente, che andrà poi a valutare sia la fondatezza dell'azione risarcitoria sia il quantum risarcibile. Non escludo, al di là delle prese di posizioni che sono state in qualche modo divulgate in questi giorni, che si possa arrivare a un'ipotesi transattiva con quelli che da noi sono ritenuti responsabili di questi danni. Versa in gravissime condizioni una giovane ciclista travolta questo pomeriggio sulla provinciale 6 a Rive d'Arcano da un'Audi condotta da una donna rimasta invece illesa. La ragazza della zona ha riportato un forte trauma alla testa, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Udine dove lotta tra la vita e la morte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'elisoccorso e la polizia locale. Controllo interforze oggi nel cantiere della terza corsia in A4 tra Villesse e Gonars. Vediamo. Accesso al cantiere della terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto Gonars-Villesse. Nella mattinata di oggi, infatti, su disposizione del prefetto di Udine, della Direzione Investigativa Antimafia di Trieste, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine, è stato eseguito il controllo. Esaminati il numero e nominativi dei lavoratori e dei mezzi impiegati dalle ditte affidatarie dell'appalto, i contratti di fornitura e gli eventuali subappaltanti. L'ispezione rientra nel programma di attività coordinate dalla Prefettura che hanno come obiettivo la massima attenzione ai lavori pubblici. In 4 ore sono stati controllati 57 persone fisiche, 14 persone giuridiche e rilevati i dati di 41 automezzi e mezzi da lavoro. Acquisita poi la documentazione relativa all'appalto, tuttora al vaglio del gruppo Interforze. I dati raccolti confluiranno in un'unica banca dati presso l'Osservatorio Centrale Appalti Pubblici della Direzione Investigativa Antimafia. L'esame della situazione del cantiere sarà al centro di ulteriori approfondimenti, nel contesto comunque di una ordinaria attività di prevenzione antimafia, con particolare riguardo alle tipologie di attività che rientrano nel novero di quelle ritenute maggiormente esposte a rischio di intromissione da parte della criminalità organizzata. 2 infortuni sul lavoro in provincia di Udine in poche ore. Il primo si è verificato a Sauris, dove un imprenditore di 55 anni è caduto all'interno del magazzino della sua ditta mentre stava eseguendo dei lavori e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Udine. Non versa in pericolo di vita invece un operaio che questa mattina è rimasto ferito alla schiena, colpito da un cavo d'acciaio spezzato mentre stava potando delle piante a San Giorgio di Nogaro. I carabinieri della stazione di Aviano hanno arrestato un 43enne originario dell'Argentina in palese stato d'ebbrezza. Aveva oltraggiato ed era venuto alle mani con i militari dell'Arma che hanno riportato lesioni guaribili in 7 giorni. Madre e figlio arrestati per resistenza pubblico ufficiale per lesioni aggravate hanno aggredito e ferito un agente della Polizia di Stato di Udine. Allora andiamo avanti con la cronaca. Dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale Alejandro Augusto Stefan Meran, l'uomo accusato di aver ucciso 2 poliziotti nella sparatoria avvenuta in questura a Trieste il 4 ottobre del 2019. È ritenuto responsabile di aver colpito a morsi ad un braccio un agente della polizia penitenziaria incaricato del suo trasferimento dal carcere di Trieste a quello di Verona, dove si trova attualmente detenuto. Avevano vinto grosse somme al gioco, ma non le avevano dichiarate nella domanda per il reddito di cittadinanza, poi percepito indebitamente. 4 persone del Friuli occidentale sono state denunciate dalla Guardia di Finanza.
avevano vinto diverse somme al gioco d'azzardo, ma percepivano il reddito di cittadinanza. Sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Pordenone. Sono 4 le persone, tutte residenti in Friuli Occidentale, scoperte dalle fiamme gialle, che avevano dichiarato di essere in indigenza economica per ricevere il sostegno al reddito, percependo nel complesso 160.000 euro. Peccato però che nelle autodichiarazioni consegnate all'INPS non avevano inserito le vincite da gioco di varia natura. Dagli accertamenti infatti è risultato che i 4 fossero giocatori abituali, arrivando a puntare anche diverse centinaia di migliaia di euro, conseguendo svariate vincite. Uno di loro, nel 2017, risulta aver vinto addirittura 170.000 euro. Somme queste che avrebbero dovuto essere dichiarate nella domanda per il reddito di cittadinanza, tra la liquidità disponibile e le entrate reddituali. I 4 giocatori sono stati quindi segnalati alla Procura Pordenonese e all'INPS ed è stato richiesto per loro il sequestro preventivo di 41.000 euro ciascuno, corrispondenti al reddito di cittadinanza indebitamente percepito. Una richiesta questa già accolta per 2 di loro dal GIP, che ha emesso un provvedimento di sequestro di 31.000 euro. Caligaris Group chiude il 2020 con un EBITDA di 26 milioni di euro in crescita del 6% sull'esercizio precedente, malgrado gli effetti sul fatturato dovuti alla pandemia. Al buon risultato sulla redditività si aggiunge inoltre un netto miglioramento del cash flow operativo. Il fatturato del gruppo è stato di 142 milioni di euro, con un pesante calo nel secondo trimestre che in parte è stato recuperato dall'ordinato della seconda metà dell'anno, circa il 15% in più rispetto al 2019. Sono soddisfatto dei risultati ottenuti nel mio secondo anno di dirigenza, spiega Stefano Rosa Uliana, CEO di Caligaris Group. Non è stato facile riuscire a gestire l'azienda durante questa crisi mondiale senza precedenti. Fortunatamente il settore del residenziale ha tenuto e ha parzialmente compensato le perdite nel settore contract, che per noi significa prevalentemente hotel e ristoranti, che sono quelli che più di tutti hanno sofferto le chiusure. Approvato dalla Giunta Comunale di Udine il progetto definitivo per la realizzazione di una rotonda tra via Molinnuovo e via Fusine. Una rotatoria al posto di un incrocio molto pericoloso, quello tra via Molinnuovo e via Fusine. A decidere di realizzare l'opera il Comune di Udine, che ha approvato in Giunta il progetto definitivo. L'incrocio considerato il più pericoloso, o tra i più pericolosi sicuramente, del Comune di Udine. Abbiamo voluto fin dall'inizio predisporre il quadro economico e l'intervento, che consiste in una rotatoria che congiunge via Molinnuovo all'incrocio con via Fusine. Oltre a fare la rotatoria, che avrà un diametro di 29 metri in doppia elevazione, ci saranno anche degli accorgimenti elettrici importanti, quindi 4 punti luce che illumineranno completamente la rotatoria e tutto quello che ne consegue, più ci saranno degli accorgimenti prima di arrivare alla rotatoria stessa, in modo tale che chi percorre quel tratto sarà avvisato che si accingerà ad essere nelle vicinanze dell'incrocio. Poi ci saranno sempre vicino, accanto alla rotatoria, 2 marciapiedi con il percorso tattilo-plantari per i non vedenti, e quindi verrà creato una nuova viabilità in sicurezza. L'Arlef ha presentato oggi nuovi video musicali dedicati ai bambini. Wij presenteren 27 nuovi video musicali. Sono un lavoro importante perché aiutano i nostri frus di un'età dai 3 ai 10 anni a capire meglio il furlan e a chiacchierarlo sempre di più. Dove usciranno? Saranno sul nostro canale YouTube, sedi sul sito Gitti, e dopo faremo anche dei video che distribuiamo per tali scuole che aiuteranno appunto anche gli insegnanti a adoperare il furlan migliore e con più capacità all'interno dalle nostre aule scolastiche e con i nostri frus. Video musicali ma realizzati come cartoni animati, cioè come sono strutturati? Sì, sono 3 format. All'Ream dai Frus, che è un format in realtà internazionale di Vignincia Argentina, che all'estate mettuta poi dall'associazione numero 1, e quindi di Alberto Zeppieri, e al conten adattamenti che avevano come interpreti differenti persone all'interno del Friuli, che capacità di disegno artistici furlani. Dopo le altri format, che è Sacche Buracche della Belca Media,
e che è importante, un bel format che al fa sviodi appunto gli flabis furlanis che sono stati riadattati e renduti su una vora fruibili per i frus, e dopo è l'associazione Beat Bertrand con vosuti queste sacchette lì che ha fatto interpretare proprio i nostri frus, quistis insomma, nainis, quistis contis furlani. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, tra pochissimo le news sportive, si parlerà di Udinese che senza De Paul si affida a Pereira e poi l'immancabile appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci.